Auguri diversi, auguri di pace. Per una mattinata il Parco dei Moreri è diventato crocevia di incontri tra persone che frequentano i CEOD di tutta la provincia di Treviso. Questa giornata rappresenta per noi l'unione di tutti i centri diurni dell'azienda ULSA, gestione diretta e convenzionati che festeggiano il Natale. Si ritrovano per ringraziare l'anno passato e per investire per il futuro. Abbiamo parlato della lettera Babbo Natale, che deve contenere il desiderio di poter avere energia per continuare a creare opportunità buone nel territorio, perché la disabilità è una risorsa per tutti noi. Un momento di condivisione per un Natale inclusivo, la disabilità come risorsa e non come ostacolo. Silea ha accolto giovani e meno giovani per creare partecipazione e festeggiare insieme, un modo per sentirsi uniti e mai diversi, diffondere con amore un messaggio di pace. Da qui parte il messaggio che è sempre lo stesso, che è quello di un'inclusione reale che sia trasversale rispetto a tutti quanti i settori della vita. È sempre bello fare questi momenti, ma io credo che sia importante anche poi tramutare tutto questo in una realtà che sia molto più inclusiva e accogliente. Un momento anche per riflettere su quelle che sono le priorità del settore che si occupa quotidianamente di disabilità. Tagliare progetti su misura per ogni singola persona per dare qualità di vita e inclusione. Di pensare che c'è sempre un'alternativa e che comunque insieme si può.